È diventata ufficialmente operativa dal 1 novembre Banca del Veneto Centrale, nuova realtà bancaria nata dalla fusione tra Centro Veneto Bassano Banca e Rovigo Banca. La nostra sarà una nuova banca, ma che opererà con i valori della tradizione, la centralità del cliente, la mutualità, la cooperazione, una forte e adeguata dotazione patrimoniale a presidio di rischi per avere maggiore robustezza patrimoniale e dare garanzie ai terzi. Banca del Veneto Centrale, che rappresenta per dimensioni e volumi la quarta banca del gruppo Cassa Centrale Banca e la seconda a livello regionale, conta 52 filiali e opera con competenza diretta su 163 comuni in 5 province: Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo e Ferrara. I nostri attivi esprimono oggi 2 miliardi 850 milioni con prestiti a favore della clientela per 1 miliardo 450 milioni. Avremo una dotazione patrimoniale di 186 milioni, 408 collaboratori, 53 di quali usciranno in arcopiano con accompagnamento all'esodo programmato. Andremo a potenziare la componente per quanto riguarda il denaro elettronico, sicché più emissione di carte di debito e di credito, maggiore interazione con i nostri clienti. Dovremo fare anche un diverso modo di fare banca, concedendo più informazioni finanziarie e non soltanto erogazione di finanza. Banca del Veneto Centrale ha la sede legale e amministrativa a Longare e 4 sedi staccate: Bassano del Grappa, Rovigo, Campo San Martino e Bergantino. Porteremo nei territori che oggi diventano i territori della nostra nuova banca quella formula che ci ha dato soddisfazione negli ultimi anni, quindi molta modernità fatta di tecnologia, di uso delle migliori tecnologie e molta formazione e i valori di sempre, quindi la semplicità, la genuinità e la capacità di ascoltare i bisogni del nostro socio e del nostro cliente.